Poi entro i prossimi mesi stimiamo una perdita del 10% delle aziende che chiuderanno entro i prossimi 3 mesi. Se noi pensiamo anche a questa bella piazza, chiudere un 10% dei negozi diventa devastante. Se pensiamo che i negozi sono l'ossatura, la struttura che consente, la vitalità delle nostre piazze, del nostro turismo, delle nostre spiagge, ben 35 milioni di presenze nelle nostre spiagge venete, comincia a diventare una cosa di cui doverci pensare sopra molto seriamente. Come per molti altri settori, anche il comparto moda stima un'importante perdita di fatturato nei prossimi mesi a causa del caro bollette. Dopo la botta subita con la pandemia, ora anche gli aumenti esponenziali potrebbero portare molte aziende a chiudere definitivamente. Durante la pandemia il settore della moda non è che abbia fruito di grandi contributi dello Stato, è stata una lotta impari per ottenere poco. Oggi ci capita anche questa mazzata che, faccio un esempio, con la stagione estiva torrida abbiamo dovuto tenere accesi i nostri climatizzatori, raffreddare per avere i clienti in negozio, altrimenti non era possibile lavorare. E questo ha ridotto e assottigliato quei pochi margini, per non dire molte volte trovarci in perdita. La richiesta al governo è una. Di abbattere il cuneo fiscale, di venirci incontro in qualche modo con il caro bollette e di abbattere anche i costi dell'affitto portandoli in credito d'imposta. Per quanto riguarda il freddo che molte famiglie dovranno affrontare, non potendo accendere i riscaldamenti quest'inverno, chiediamo un bonus per le famiglie da poter spendere nei nostri negozi per comprare maglie di lana, per comprare quello che può essere riconducibile a un'economia circolare, a un consumo di materia prima e lasciare quelli che sono sintetici non riciclabili, ma soprattutto per riscaldarsi quando non si può con il riscaldamento o non si potrà con una maglia di lana.